all'epoca Alvise vicino, un ragazzo sedicenne, si è trovato in casa circondato dall'acqua la mattina del 5 novembre e ha avuto l'idea di prendere la vecchia cinepresa, una Super 8 del tempo, del fratello maggiore Alcide, e ha voluto fare delle riprese dalle finestre della propria abitazione con uno scenario spettrale. Nei giorni successivi fu il fratello Alcide a riprendere in mano la cinepresa con una pellicola a colori per filmare la devastazione dopo il ritiro dell'acqua. A ricordare il dramma dell'alluvione del 66 è la moglie di Alvise Vicino, che dopo la scomparsa del marito ha deciso di pubblicare quei filmati. È una bella testimonianza secondo me e credo di interpretare anche le volontà di Alcide e di Alvise di voler rendere pubblico questo filmato affinché resti come testimonianza e di monito per le generazioni future e anche per le autorità competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi sempre più comuni. L'alluvione di Zenzon raccontata da chi l'ha vissuta ora è anche un libro scritto da Carlo Dariol e Gualtiero Bisiol, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti ma ha anche vissuto quei giorni drammatici, molti i ricordi tragici ma anche curiosi, come la visita ai luoghi dell'alluvione dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ho preso la bicicletta, sono andato là e veramente si erano impiantati sul fango che c'era. Li ho aiutati a tirarsi fuori, gli ho insegnato che strada dovevano prendere per andare a Treviso. Hanno voluto vedere appunto dove proprio il Piave aveva rotto. Tra l'altro mi diede anche 5.000 lire che mio padre le conservò come una reliquia perché ero orgoglioso, queste le ha date Sara a mio figlio.